Ben ritrovati, una puntata di cronache trevigiane di questa settimana che pone la propria lente di ingrandimento su un nuovo bando Made in Veneto che andrà ad aiutare a fondo perduto alcune categorie imprenditoriali della nostra regione. Poi vi racconteremo anche di un connubio davvero speciale tra il mondo dell'arte, dei teatri e il mondo artigiano. Infine apriremo la nostra carta dei vini e andremo a vedere quale vino è stato selezionato dalla nostra redazione. Ma invece cominciamo da un interrogativo: quale sarà il turismo possibile? Abbiamo incontrato Federico Canera, assessore regionale al turismo. Programmare la ripresa turistica per non arrivare impreparati al domani. Sta ragionando in questi termini ormai da mesi la Regione Veneto, con proposte concrete come l'avvio di campagne di promozione turistica da realizzare prioritariamente in collaborazione con le compagnie aeree su tratte di medio e corto raggio, in attesa che i paesi di lungo raggio siano pronti a tornare a viaggiare. Ci dobbiamo attrezzare per ripartire appena la pandemia finirà. Ovvio che aspettiamo tutti che verso la primavera, ma soprattutto verso l'estate, ci sia finalmente la possibilità di ripartire col comparto turistico. Noi stiamo già calcolando quelle che sono le iniziative che andremo a fare, tra questo lo sviluppo dei punti IAT, quindi di formazione e accoglienza turistica, che ovviamente dovranno avere una logica diversa rispetto al passato, quindi punti di accoglienza multimediali che fanno vivere delle esperienze al turista. Un'esperienza come biglietto da visita in un approccio di accoglienza turistica tutta da ricalibrare. Penso per esempio all'ufficio che vorremmo aprire presso l'aeroporto di Canova, che tutti auspichiamo riapra i battenti prima possibile, e io spero che con la riapertura dell'aeroporto si riesca anche a inaugurare il nuovo IAT, che appunto deve avere questa valenza, no? Quindi quando uno scende dall'aereo va subito nel desk regionale, lì ovviamente trova le eccellenze di Treviso, della marca trevigiana, ma non solo, di tutto il Veneto, quindi può immergersi anche in un'esperienza, che ne so, in montagna, nelle Dolomiti, piuttosto che al mare. E di mettere in rete l'esperienza turistica è convinto anche Federico Capraro, presidente di Confcommercio, marca trevigiana, che ha fornito la sua esperienza come albergatore. Io credo che si debba ripartire da una logica leggermente diversa. Mettere in rete tutti i grandi eventi, mettere in rete i siti UNESCO. Per gli ospiti stranieri che noi andiamo a ricercare, dobbiamo pensare di ragionare con la loro testa per dire che ci sono 3 diversità in un unico punto, in un unico sito. Ecco, questo è il vero valore del nostro Veneto.